Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, vado in piedi commendiale, giornata numero 4, oggi giornata acquatica, piattaforma, trampolini e nuoto, sarà durissimo per trampolini e piattaforma, siamo sfavoriti, la Cina chiaramente qua è strafavorita, vediamo cosa riusciamo a combinare. Cominciamo così. Vai Kume. Oh, finalmente un qualcosa di buono. Buono il primo. Buono il primo tuffo per il veneziano. Mamma mia, alla grande. Siamo quarti. Beh, la Cina comincia a dominare chiaramente. 2-8. Buono. Beh dai, non male, non male. Siamo un po' allenati, vediamo. Vediamo il secondo. 8, 8, 5, 7, 7, medio. Siamo squinti. Le dure ragazzi, i cinesi stanno dominando, chiaramente. I cinesi sono stra favoriti. Ah, male, niente, purtroppo non sono più difficili. Fanculo, niente. Non è, purtroppo questa non è la mia specialità e si vede. Sesto posto. No. Errore comendiano. Ah, peccato. Peccato. Niente ragazzi, purtroppo, ripeto, non è il mio. Settimo posto, siamo crollati. Cina fenomenale. Proviamo una cosa impossibile. Ah, non era in realtà, non era bruttissimo, però. Vai. Finiamo qua ragazzi con un settimo posto. Ultimo salto. Cerchiamo di finire bene, dai. No, ma perché niente? Fanculo i tuffi. Niente. Tuffi maschili malissimo. Settimo posto. Cina. Si becca il primo oro nei tuffi, chiaro. Secondo USA, tante medaglie anche per gli USA. E la Gran Bretagna. Un buon bronzo. Per fortuna che ci sono i 100 metri maschili e femminili, la possiamo dire la nostra, ma qua so cazzi, sono discipline favorevoli e altre sfavorevoli. Nel nuoto non posso sbagliare, piattaforma femminile. Cominciamo con un 2-1. Buono, dai, non male. Non male, dai. Che tenere per 6 volte, 9-5, 9-5, è buono, buono, cazzo. Secondo, incredibilmente, Cina terza. Buono. Buono, Kume, buono. Oh, partiamo bene sempre, cazzo. Addirittura mamma mia. Stiamo navigando bene. Stiamo su cose semplici per il momento. Mamma mia, bravo Kume. Piattaforma vado meglio perché è più lunga. Cioè ho più tempo per cambiare la direzione. Siamo terzi, voglio una medaglia. Stati Uniti incredibilmente in vantaggio. Devo aumentare la difficoltà se voglio una medaglia. Dai, sarebbe bellissima. No, ho sbagliato.
Oh, ma sono proprio sfiga però, E qua uno perdo tutto. Quarti, quarti, quarti. Adesso devo rischiare. Ah, male, male. Male, niente. Qua non aumento le difficoltà. Questi sono i risultati. Ah, era solo 4 qua. Niente. Stati Uniti purtroppo si becca loro. Cina incredibilmente argento. Gran Bretagna bronzo. Ragazzi, sappiamo che sono loro i maestri dei tuffi. Adesso c'è la piattaforma maschile, se non erro. Relax, come relax. Come si suol dire nel polacco antico comundiano. Vai. Beh ragazzi, cominciamo con calma. No, poteva andare meglio, cazzo, su uno così semplice potevo fare molto molto meglio. Quinto posto Cina e la Cina nei trampolini devastante, non c'è nulla da fare. Questa è una cosa bella di sto gioco che veramente rispecchia negli eventi così proprio la forza delle nazioni. Siamo quinti sempre, niente, non c'è proprio, non abbiamo proprio margine qua purtroppo. No, mi sbaglio sempre nell'entrata, l'entrata è difficile. Si incazza. Siamo sesti, lontanissimi dalle medaglie purtroppo. Proviamo un 3. Di poco, peccato. Non faccio male la prima parte dell'entrata che fa da cagare. Quinto posto, dai. Ultimo tentativo. Proviamo una cosa impossibile. Ciao. No, questi sono impossibili, ragazzi, sono impossibili. Chiudiamo settimi, peccato. Cina, il Kenya, ragazzi, altra medaglia per il Kenya, pazzesco. Cina. Secondo oro di giornata, Kenya. Argento. E USA, bronzo. Ok. Ah, Dio mio. Andiamo con piattaforma 10. Cominciamo con un 2-1, vediamo. Ci siamo a beccare una cazzo di medaglia. Meno male che finiscono i tuffi, raga, perché... Sti tuffi proprio mi stanno massacrando di baroni. Neanche una medaglia per il come, purtroppo. Cominciamo come sempre. Bene che siamo sesti. Stati Uniti e Cina lottano, sono loro i maestri. Che sono salti semplici, sono tuffi semplici. Sesto posto, mamma mia. Devo tentare un qualcosa di difficile. No, ero giusto. Peccato. Sempre sesto posto, 170. Già la Giamaica, questa è veramente una sorpresa, la Giamaica nei tuffi, Buono, questo è buono. Dai, piano piano. Questa è l'ultima per i tuffi. Quinti 2,40. No, impossibile. Devo fare un miracolo, ma... ciao. Veramente, veramente duro, Fioi.
Mamma mia. Oh. Niente, scusate ragazzi, allora, i tuffi non sono per il cume. La morte del tuffatore italiano, perfetto. Disastro puro, finiamo male. Brutti risultati dai tuffi italiani. Meno male, Stati Uniti, oro, fanculo. Cina seconda. Giamaica terza, incredibile. E adesso devo fare 2 ori però, Giornata negativa alle Olimpiadi, ma non è che lo sapete ragazzi, non posso vincere sempre, se no non c'è il gusto della serie comendiana. Nei tuffi lo sapevo che non c'erano possibilità di medaglia. Ma adesso arriva il cume. Adesso è l'ora dei tuffi, cioè del 100. Stile libero. La disciplina per eccellenza. Dai cume. Dai comendone. Ora tocca a noi. Ora tocca a noi. Siamo quarti, per il momento. Siamo fuori dalle medaglie, incredibile. C'è un po' di tensione. È più difficile qua. Catarroia, no, quarti. Quarti non va bene. Settimi. No, non ci credo. Che succede? No, non ci credo. Sto perdendo la medaglia, non so perché. Dai Cube, almeno una medaglia. Almeno una cazzo di medaglia. Non ci credo. Quinto posto, crisi nera. Stati Uniti ancora oro, non va bene. Terzo oro di giornata, Australia, argento. Repubblica Ceca, bronzo. Ai 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 raga, disastro puro. Ecco, queste sono le sorprese comandiane nel nuoto, che sono un maestro. Quinto posto. Mamma mia che disastro. Qua non ci voleva, questo qua devo vincere, vai. Dai Cube. Comunque vado con calcio femminile anche con FIFA. Adesso vedete se posso fare il torneo. Me l'avete chiesto in tanti. Calma. Calma. Dai Cube. First class. Dai, dai Cube, regalaci l'oro, almeno nell'ultima disciplina della giornata, salviamo questa giornata, salvala Cube, salvala, siamo stanchi, ma è oro, e vaffanculo. Oro Italia, finalmente, argento Stati Uniti che stanno volando. E bronzo per la Cina. Buona che la Cina in questa sessione. Raga, ci becchiamo. Eccoci qua, raga, per il medagliere olimpico. Chiaramente se ci sono errori, vai di commento. L'Italia rimane in testa con 5 ori, 5 argenti, 2 bronzi, totale 12. Stati Uniti però stravicina con 4 ori, 5 argenti, 2 bronzi, 11 in totale. Quindi l'Italia comincia la sfida. Poi Corea 3, Cina fa un bel balzo con 2 ori, 3 argenti, 1 bronzo e 6 totale. Poi Germania 2 ori. Kenya 1 oro. Kenya per il momento la rivelazione del torneo delle Olimpiadi. Francia 1 oro. Poi Olanda 2 argenti, 1 bronzo e di 3 totali. Australia 4 totali ma 1 argento e 3 bronzi. Belgio 1 argento, Svizzera 1 argento, Gran Bretagna 2 bronzi, poi Polonia, Sudafrica, Repubblica Ceca e Giamaica un fottusissimo bronzo. Gran Bretagna con i 2 bronzi comincia anche lei a marciare. Buono ragazzi, nel prossimo giorno ci sarà solo ciclismo su pista. Keirin maschile, Keirin maschile e femminile, sì. Corso eliminazione maschile e femminile. E 200 lanciati maschile e femminile. Quindi ciclismo cumendiano. Speriamo di fare una bella figura. Possiamo vincere tante medaglie, speriamo bene. Comunque la sfida tra Italia e Stati Uniti è arrivata con la Cina che sta cominciando a macinare medaglie. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!